Euroregione News. Giornata mondiale difesa della donna. Con minore simbolismo e maggiore pragmatismo si sono svolte in Medio Friuli alcune manifestazioni per informare sulla violenza di genere con il sindaco di Talmassons, Piero Mauro Zanin, e di Codroipo, Fabio Marchetti. Un'iniziativa organizzata dagli 11 comuni del Medio Friuli contro la violenza alle donne. Oggi uomini e donne del Medio Friuli hanno corso proprio per sensibilizzare in qualche modo la comunità e tutti, specialmente le giovani generazioni, contro questa piaga che è della nostra società e che in qualche modo va rimossa anche attraverso azioni di solidarietà di questo tipo. Quando lanciammo questa iniziativa partendo proprio da Codroipo e poi dall'ambito del Medio Friuli, fu una donna, consigliere d'opposizione a Codroipo, a opporsi a questo tipo di iniziativa dicendo che cosa serve. E proprio in quell'anno ricordo che ci fu un femminicidio molto grave, 2011, in questo territorio, in quel di Basigliano. Questo fece ricredere ovviamente quella consigliera donna, ma soprattutto fece mutare una sensibilità anche in questo territorio che fino allora, meno male, non era stato toccato ancora da questo tipo di realtà che molte volte è sommerso e finalmente sta emergendo piano. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.